Che fine fanno questi porfidi? Se sono puliti vanno riportati in comune per riutilizzarli, se sono sporchi di resina vanno buttati in discarica. Non si possono ripulire? Costa di più ripulire che comprarlo nuovo. In furia la polemica a Treviso per la decisione del comune di sostituire San Pietrini con l'asfalto lungo Corso del Popolo. Non ci sono i soldi per sistemare Vicolo San Pancrazio, però i soldi per fare le cose becere e criticate da tutti, e sembra che la cittadinanza non le voglia, i soldi ci sono sempre. L'asfalto al posto del porfido permette un risparmio di 1 a 6, considerato che nel confronto costi a metro quadro per il primo si spendono 20 euro rispetto ai 120 del porfido, così dall'ufficio tecnico dei lavori pubblici. E ancora, l'intervento è necessario per la sicurezza di ciclisti e pedoni, visto che pochi mesi fa una signora passeggiando per la via era inciampata in una buca rompendosi una gamba. La spiegazione è sempre di Casugana. 40 metri di tratto asfaltato non credo che costituiscono una grande macchia nella qualità della città. Faranno una pista qui. Hanno detto che è una colata di cemento provvisoria. Quindi buttiamo via, dopo mettono i porfidi nuovi, quindi forse. Tanto ci sono soldi da buttare via come a Santa Caterina. Nel cantiere avviato da oggi si lavora alacremente, senza sosta, anche per rispettare i tempi di consegna previsti per fine mese. Senta, ma come si lavora a 40 gradi sotto il sole a quest'ora? Sono quasi le 2 del pomeriggio. Fa caldo, si lavora lo stesso comunque. Bisogna lavorare lo stesso. Bisogna.